Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di Vegeta Theory. Allora, io cosa penso di Vegeta? Allora, è un bravo combattente Saiyan e vuole sempre vincere. Ma Vegeta, come mai non ha raggiunto mai? Ragazzi, teoria, perché Vegeta non ha raggiunto mai Super Saiyan 3 come Goku? E come mai Vegeta non ha raggiunto mai l'Ultra Istinto? E ha raggiunto invece il Super Saiyan Blue Evolution che Goku non tiene. Quindi Vegeta non ha mai avuto l'Ultra Istinto, quindi Goku è più forte di Vegeta. Adesso passiamo a Goku. Perché Goku non ha mai raggiunto il Super Saiyan Blue Evolution? E perché Goku mai si è fidanzato con Bulma? Perché? Chissà. È una cosa molto interessante. Chissà perché Goku mai si è trasformato in Super Saiyan Evolution, ma si è fidanzato con Bulma, sano. Come sarebbe Dragon Ball se Vegeta fosse fidanzato con e sposato con mia teoria, come sarebbe Dragon Ball se Vegeta fosse il marito di Kiki? Come sarebbe Dragon Ball e Goku e Bulma saranno fidanzati? Come sarebbe Dragon Ball? E niente ragazzi, che ne commenti di queste teorie di Dragon Ball vi sono piaciute e non ci vediamo al prossimo video. E niente, ci vediamo al prossimo video e ciao.